Serie B. Appassionati. Amici sportivi, buonasera dalla Braglia di Modena, da Enrico Venni. Big match della 34esima giornata di Serie B Win tra Sassuolo e Verona. Due squadre separate da 9 punti in testa alla classifica. Di fronte il miglior attacco, quello della capolista Sassuolo, 65 reti all'attivo, e la miglior difesa del campionato, quella veronese, solo 27 gol incassati. Di Francesco ritrova Berardi, rientrato dall'Under 19, lo schiera nel tridente con Boaci e Pavoletti. Mandolini a centrocampo preferisce Laner a Nielsen. Speculari 4-3-3 delle due squadre, arbitra Irrati di Pistoia. Manovra il Sassuolo, assist per Berardi che si gira, controlla ancora il pallone, apre in mezzo per Boaci, la girata e paraterra Rafael. E il Verona che manovra con Sgrigna, cross in mezzo, la sponda per Cacia, la girata e di piede salva Pomini sull'assist di testa di Laner per Cacia, che da due passi prova la girata, ma bravo Pomini. Apertura sulla destra per inserimento di Cacciatore, palla in mezzo, arriva Alfredson, la girata, la deviazione in corner, Verona pericoloso. Boaci per l'inserimento di Pavoletti, entra in area di rigore davanti Rafa ed è il gol del vantaggio alla mezz'ora del Sassuolo con Leonardo Pavoletti, 10° gol stagionale per il centroavanti del Sassuolo, che brucia in uscita il portiere Rafael dopo il bel assist di Boaci. Tempo scaduto, siamo in pieno recupero, attacca il Sassuolo. Palla in mezzo, Pavoletti cade a terra e reclama il calcio di rigore. Probabilmente c'è un contatto, lo rivediamo meglio nel replay, strattonato da Cacciatore. Fischio d'inizio della ripresa, si parte sull'1-0 per il Sassuolo. Attacca il Verona, Cacia in mezzo a due avversari, cade a terra, reclama il calcio di rigore l'attaccante del Verona, rivediamo meglio, è Bianco che lo trattiene per la maglia e lo fa cadere. Cross dalla destra in mezzo, colpo di testa di Cacia, fallo di mano e calcio di rigore, indica il signor Irrati. Un fallo di mano in area, il colpo di testa di Cacia, fallo di mano di Bianco. Sul dischetto Juanito Gomez, il tiro e devia in calcio d'angolo Pomini, parata del portiere del Sassuolo sulla conclusione di Juanito Gomez. Juanito Gomez in area di rigore, prova a sorprendere Pomini che si salva ancora, libera la difesa del Sassuolo. Pallone per Pavoletti, prova il tiro dalla lunga distanza, fuori di un soffio la conclusione di Pavoletti. Cross di Juanito Gomez, arriva Alfredson ed il gol del pareggio al 74esimo dell'islandese Alfredson per l'1-1 del Verona, che concretizza la pressione con il meritato pareggio. Il cross di Juanito Gomez, arriva Alfredson con il piatto. Cross dalla sinistra, Cacia la girata e si stende, poi pare in due tempi il portiere Pomini. Chiude in attacco il Verona, ancora il pallone in mezzo, Juanito Gomez va sul fondo, ma finisce qui la gara, 1-1 tra Sassuolo e Verona, rimangono 9 punti di vantaggio per la capolista sul Verona, che rimane al secondo posto insieme al Livorno.